sono riflessa. Nuovo vlog. Allora, oggi è tutto sereno, sì, ma c'è un vento allucinante e non è proprio così caldo con sto vento. Mi è appena arrivato il corriere, ho preso delle cose per i gatti, cioè cibo per i gatti, no, delle cose per... cibo? Poretti, devono mangiare anche loro. E che non sto comprando spesso ultimamente, lì è sporco, sì, devo cambiare. E ho preso questo che è un power bank ed è praticamente uguale a quello che ho già. Adesso ve lo faccio vedere. È un disastro, è sporco, non viene più pulito e da 5 anni. Quindi ho deciso, siccome non si carica più bene, ho deciso di comprarne un altro uguale, però nero questa volta. Quello vecchio è questo. È grande, è più o meno 2 cm più grande dell'iPhone Max, Pro Max, quindi è abbastanza grande. E questo è il confronto tra i due. Cioè, sono decisamente diversi nelle dimensioni e anche come materiale mi sembra un pochino diverso. Sarà che questo qua è consumato. Sono tutti e due comunque sottili, abbastanza. Forse questo è un pochino più spesso rispetto a questo qua. Però, ecco, è grande come power bank. Lo so, me ne rendo conto, è grande come la mia faccia, per cui questo qua è decisamente più piccolino, più compatto, più portatile. Trovo che sia molto comodo rispetto a quelli da 4000 mAh, 5000, 10.000. Questo qui vale molto di più e costa anche un po' di più, ma non troppo. Le prese sono le stesse, non c'è differenza alla fine. C'è la differenza solo della dimensione. Questo è più compatto, più portatile e pesa anche meno. È carico, ha 3 lucette accese. Quindi è anche un po' carico. Se cercate un power bank io vi consiglio questo marchio. E se vi può interessare scrivetemi sotto che magari vi lascio il link. Non affiliato, ma vi lascio il link sotto. Questo è il marchio. Si legge? Ok. Buono. Detto ciò, adesso posso pulire casa perché vi ho fatto vedere questo nuovo acquistino che è arrivato con questa custodia. Ragazzi, non si può vivere senza power bank ormai. La corrente serve ovunque, ma anche non solo per il telefono, anche se avete un portatile, se avete una macchina fotografica, qualsiasi cosa di elettronico, caricate con questo. Una lampada a LED ricaricabile, stessa cosa, la caricate con questo, è molto comodo. Ehi Pippo, adesso io faccio le pulizie, sai? Adesso attacco l'aspirapolvere. Ma come sei bello, Bubi! Bello! Non lo faccio uscire, perché c'è troppo vento. Anche perché poi entra tutto il freddo. C'è un uccellino. Beh, la risoluzione fa schifo. Però c'è un chip. Adesso mi metto a passare l'aspirapolvere. Avevo già spolverato, quindi mi manca solo quello da fare. E dovrei farla mangiare, ma non so che cosa. Cioè, in realtà avrei un'idea. Ma è troppo... c'è troppo da fare, troppo. Quindi mi sa che faccio un semplice piatto di pasta e basta, e risolvo così il pranzo. Poi per la cena si vedrà. Vabbè, vado. Mi è arrivato anche il cibo dei gatti, no? Ve l'ho detto, non lo so. E quindi devo anche mettere via il cibo dei gatti. E devo anche riempirmi questo contenitore di bustine di pappa. Il telefono del lavoro. Eh sì, qua suona sempre il telefono. No, perché io non lavoro il pomeriggio, però praticamente gli uffici sono aperti il pomeriggio, nel senso nelle altre aziende, cioè le impiegate lavorano il pomeriggio, invece io ho un lavoro un po' particolare e quindi io il pomeriggio non lavoro. E quindi mi chiamano lo stesso anche se io non lavoro, perché per loro è normale lavorare il pomeriggio, per me invece no. Però sono sempre reperibile, sì. Non so chi di voi acquista da Zooplus, ma avete visto che bella come si dice? La decorazione con le zampette. Ho un po' stile Amazon. Praticamente si tira questo e si apre la scatola. Si tira la linguetta di cartone e si apre. Però devo togliere queste qua perché altrimenti non faccio niente. E poi, cosa dovevo dirvi? Non mi ricordo più.
Comunque ho deciso di fare un regalino alle gatte dai miei, che sono anche le mie gatte alla fine, e ho deciso di prendere anche a loro la rosellina giocattolo, quella peluche. Adesso ho questi due per un po' di pappa. Questo qua è tutto che si lamenta, mezzo, cioè, affamatissimo. E quell'altro abbastanza tranquillo, lui sa che la pappa la trova sempre. Chi buono. Poretto. Vieni, bue grasso, tu, vieni. Vieni dentro tu. Vieni. Ho fatto un po' di primavera. Come se questi fiori finti. Giusto così per dare un po' di colore. Sembro un po' una pazza con questi capelli. Sì, Sembro decisamente una pazza, senza un po'. Li ho appena lavati e quindi risultano un po' schifidi. Cioè, nel senso, schifidi. Sono puliti, profumati, ok, però non mi piacciono. Non so perché. Forse perché è una lunghezza un po'... Dovrei riaccorciarli un attimo, perché così non mi piacciono tanto. Comunque, questi si sono già asciugati, questi qua invece sono ancora bagnati. Adesso forse devo fare un po' più... Così. Così forse sono un po' meglio. Ok, faccio così che faccio prima. Ho della pappa anche qua, Shesir, per i gatti su, perché i miei non... Bue grasso non la mangia e ai miei non gliela do perché loro mangiano solo il secco, quindi se no Pippo sta male. Bene, quindi la porto su, sono 3 scatolette, non è tanta roba. Invece l'altra pappa che prendevo i miei piace a Bue grasso e quindi me la tengo qua. Così è. Bene, ci rivediamo non so quando. Oggi ho fatto un casino di cose in casa, ho sistemato tutta roba che era in giro sparsa, perché sapete, quando si è stanchi, quando non si ha voglia, si lascia tutto in giro. E invece io sono ordinata, almeno tendo ad essere ordinata, anche molto ordinata e pignola su dove vanno le cose. E invece è stato un periodo un po' così che mi ha... diciamo, non ho più avuto voglia di fare niente e oggi ho sistemato parecchie cose, quindi adesso c'è di nuovo ordine. Sono stata brava. Il portascatolette perfetto. Ah, sì. Vabbè, è sporca la macchina, l'avevo pulita anche, ma è di nuovo sporca ormai. Qua ci ho perso la speranza di averla pulita. Ok, vado. Dunque, sabato... tutto che si muove. È tutto distrutto questo coperchio. Com'è sabato? 18. Allora, qui c'è cavolfiore con spezie, salsa di soia, eccetera. E lì ho la pasta. Peppe che mangia. È una bella giornata. Una bellissima giornata. Ventilata, però, come al solito. Ma che strano. Però è una bella giornata. Ho steso queste due robe che finiscano ad asciugarsi, in realtà sono praticamente asciutte e niente, che pace. Comunque mi sono fatta attirare dalla pubblicità, come al solito tutte le pubblicità sui social sono mie. Praticamente ho comprato quel rasoio famoso, Flair si chiama. Questa scatola si può riutilizzare, c'è proprio una particolarità di questa scatola, vedete? Si può usare al rovescio, diciamo, reversibile per natura. Quindi è bellissima la scatola. La testina ha 5 lame, quindi secondo me va molto molto meglio. 5 lame, si muove e si toglie semplicemente così, si sgancia. Ok, si vede abbastanza. Questa gira, è tipo una rotella, un rullo, un mini rullo che gira, quindi quando si va a rasare questo aiuta lo scivolamento sulla pelle. Non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione, non mi hanno pagata, ho acquistato io con i miei soldini, sono 53 euro e qualcosa di roba qui, cioè
Il nulla 53 euro. Sì, ho speso soldi forse per niente. Non lo so, devo testarlo prima. Ed ecco la pasta. In realtà ci ho messo anche un'acciuga, perché ho messo poco sale. Ce n'è tanta, sì, lo so. Ne ho fatta tanta e ne ho fatta anche troppa. Ok. È arrivato pranzo, adesso mangiamo.